Non ha un nome, ma questa qui è la gallina che fa le uova verdi. Ivan, 13 anni appena, al braccio tiene stretta una delle sue amate galline. Eccola è lei ad aver covato le uova che sono state spedite al presidente Zaia e dalle quali sono nati probabilmente i pulcini più famosi del Veneto. Io all'inizio volevo mandargliele, però perché le mangiasse. Ma dopo avevo sentito l'altro bambino che gliele aveva mandate perché facessero i pulcini e quindi anche io l'ho voluto fare. Era al momento, sì che tutti facevano le donazioni e volevo donare quello. 13 anni è una scuola da frequentare per imparare attraverso il computer come tutti i suoi coetanei. 13 anni è una passione grande come quella per gli animali. 13 anni è l'interesse e l'affetto verso quel signore che tutti i giorni puntuale parla alla gente e si occupa del Veneto. Si impegna tanto. Mi piace anche che si interessa delle persone. Uova verdi, blu dalle sfumature cangianti, conosce le razze, incrocia le specie, segna le date sul calendario e poi conta 21 giorni per veder nascere i suoi pulcini. Quando ha deciso che quelle sarebbero state per il presidente Zaia 10 uova, le ha avvolte con dello Scottex una a una e poi messe in una scatola da scarpe. La mamma Claudia, insegnante all'ITIS di San Polo, ha fatto il resto e grazie all'aiuto delle poste con i dipendenti dell'ufficio di San Polo in 24 ore le uova sono arrivate a Marghera. Farà l'agricoltore Ivan, intanto i suoi pulcini hanno strappato più di qualche sorriso a chi ogni giorno ascolta il bollettino dell'emergenza. Ai suoi coetanei strappati alla normalità delle loro vite il suo messaggio. Di avere una passione e di stare tranquilli che forse finirà tutto in fretta.